Soltanto regolare, non facciamo. No, perché questo qua? Allora che si mette la pelliccia al conto mio, non facciamo, è un ricchione sbagliato. No, può essere pure, vabbè. Non facciamo perché voi va a mettersi una pelliccia. No, vabbè. no, In taluni frangenti uno può anche mettersi la pelliccia. L'uomo ci piace lavorare la pelliccia, la mania. Sì, quando specialmente... E ci passa la mano per sopra, Ah, per sì, sentire pillo con me. Eh. La pelliccia è buona, però l'uomo che è uomo. Mhm. Poi l'uomo diciamo che sa mettere un po' la pelliccia, quello sa mettere zitto, non ci passa manca la mano per sopra. Ah. Ma non so, vabbè, io non so se hanno voluto arrivare a lui, ma comunque. Ho un paoluccio lì, il can. Un paoluccio lì, che lì da panne è un paoluccio. Ma comunque... Lì da mano cebbola, tenete. Amana? Cebbola. Scebbala. Che significa? La mano cebbola, legge a legge, come Ah. capisci? Cioè, La mano cebbola, legge a legge. casa senza sulla... Come pela e contrepela. Pele con le pela. Pela e contrepela. Che è Paolo, guarda, che è Paolo? Io un Paolo che sto pensando, io Ah, pelliccia sta stava capace pensando. non avevo il contrepela. Andiamo un po' contro la pela. Quello che sto pensando. Vabbè, ma Un andate bascà per mezza volta, un bascà. Che se voglio sapere? Perché sta qua Paolo? Un Paoluccio staccano. Perché, mo vi dico una cosa, Perché arriviamo? Perché voi non avete venuto a tempo. Io ho telefonato pure a casa vostra e il telefono si è smerzata. Ho il telefono a casa mi Sì, sta il fuori cosa. telefono a casa vostra moglie, non mi fa una spina, come si chiama? La spina sfilata. Ah, si vede che non se ne sarà neanche accorto, non vedo. Dicete voi, non Non mi se ne fa sarà fatti a accorto. proposito, non mi fa. Hai usato il telefono, l'ha fatti a proposito per non fare la condizione. A me? Sì. Ma se io sono uscito presto di casa, non Beppe. A proposito, io sono venuto qua a parlare marcia Ma perché ricordavate bene che femmine fanno le cose voi non sapete mai perché. Voi non arrivate mai a sapere perché fanno. Ma se vostra moglie ha pigliato il telefono e ha messo Tutto il contrario. o contrario, ma ha girato, no? C'è da solo una ragione. Allora ogni cosa ci sta una ragione. Voi che state a vedere un po'? No, beh, ma non Sì, mi è vero che interessa. non avete voi la colpa. Non mi interessa, non Beppe. Come? Non mi Ma interessa. quando andate a casa facete una maronna italiana. E io trovo un Già vado a mezzo. averlo sotto, un bascano, già vado a averlo sotto, già vado a averlo sotto. Non Beppe, ma io quando vado a casa Sì. la trovo dormendo. Ma già vado sotto gli stessi, Dormendo. già vado gli Chi ci stessi. sta? Dormendo, Perché dormendo. non sente, si sta dormendo. Un Chi ci basciario, sta? guardate bene, sa da addirizzare, la donna sa da addirizzare. Sta andando a drizzare. Se non si addirizza è la fine, se non si addirizza è la Ma fine. comunque va bene, parlarmi di cose, parlarmi si fatte, Quando li cose. festeggiati, Parlarmi di Oh, sì, festeggiate, no, Paolo. no, sì, no. Perché quando sono merito, sono merito. La signora Mina. La signora mia, No, la signora mia. La signora la signora Mina. mia Muretta. La vostra signora. Muretto, 1 ottobre, lo 33, a Vabbè, ma Ciretta e buono facendo. vabbè, ma a proposito dello sproposito, Sì, no? sì, Il sì. 1 ottobre del 33 la vostra signora. Anzi voglio mandare un forte bacio a Maitella Cantonera, un bacio che veramente ha pigliato il posto del mio cuore, mi ha fatto ascoltare pure a Rossanicchia, mi ha fatto ascoltare. Vabbè, ma Non io- importa che è una disgraziata, che è una infamona, però guardate, però Basca Maitella è Maitella. Ma voi mi dite sempre a Maitella mia, se poi ci dica io, ma me la mendo a Ma Maitella. voi che potete, ci la voglio bene. Vabbè. Ma voi che volete? Vabbè, ma voi il vostro bello. La ditta Maitella mi ha fatto ascoltare pure tu sei Vanicchio e mia moglie. Ma va bene, se tenete un cuore, non bene, Sì. non si mette in mostra, ma si fa capire diversamente, non come fate voi. Beh. Poi vi telefonano la gente e vi dice i paraustilli e poi la frega. Nessuno parla così, non Basca. Non Basca, ogni modo sentite, voi mettete un po' di fuoco per la signora Mino di Allora come da Sorrento. spiegare un fatto, però non bene. Un po' di due botte la signora Mino di Sorrento. Ho fatto voglio spiegare che adesso fa. No, ci volevo domandare, no? Sì, Se voi avete ammazzato la vostra moglie all'epoca, sì. a matrimonio consumato oppure non consumato?
cioè, in breve parole volessi sapere se la moglie vostra, la banana, la Se moglie è vostra morto signorino, è un morto signore. Perché questa è una cosa che si deve ho baciato. Guardate che io mi fido della vostra parola, va bene? Ho baciato, sentite, vi dico una cosa, è morto signore. È morto signore perché io c'era troppo che abbiamo viaggi nostri, non mi spiego. Ma non è che forse accidissimo perché già era signore, voi... Ma quando mai ho baciato? come fosse già Paolo... Ho baciato, io mi voglio dire una cosa, a te mi dico, ho baciato, non eri come mo. A te mi dico, non eri come mo, che non baciato. Ho baciato, mi ricordate, Dan, la prova si faceva troppo sposata. Hai capito? Poi c'è la canzone Carisona. Ho ricordato a Carisona. Renato Carisona. Carisona, chi le diceva? Dice, se il mellone è uscito bianco, ma con chi la può pigliare? E voi ci stavamo no, va a morire Dio, il mellone può uscire bianco e può uscire anche rossa. Anche rossa. Però io dico una cosa, struzzi che non proprio prima. È giusto. Hai capito? E poi si prova prima. All'epoca nostra non si poteva provare prima, ma è una racconta. Io mi ricordo quando sposai io, a Bonanno Ragnora mia, un baciano, venne a periodo solo a Piso, a mattina a Piso, si aveva da prendere il lenzuolo, il pezzo, le prove, c'era una racconta, le provolo si chiamano, le prove, un baciano che la venetta e so guardai proprio da vicina, sono dietro a guardare, hai capito? Agno. Mamma che lo faceva per prestigio e famiglia. Poi a Bonanno mia mamma una coscia, un bastano, a una coscia. Papà è sicuro, papà ti avesse fatto a festa. Poi mamma, voi che decide, perché mia mamma parlava un po' buio, poi che decide, mamma, ma ci fatto a festa. Mamma, vi dico una cosa, io... E ci contai tutto fatto, come mettevo pure scuola, che ci voleva una resistente per mettere diciamo, fatto i famiglie. Hai capito? Non vuoi una cosa facile, vuoi una cosa troppo difficile, perché voi sapete, uno si ingravacava in una maniera e che doveva fare per sotto, perché ha paura. Non ha paura, che chi poi era un balsamo che ha visto andare sotto, perché noi quando faceva paura, uno si era stato in tassa anzi di pranzo, non si era stato in tassa anzi lì. E sono quelli come bomba, a sera quando ci salutavano, arrivederci, e se roppa, con padre aveva chiuso il cancello, aveva chiuso il cancello, essa stornava fuori e io a fuori il cancello chiacchieriamo, ma ci stavano i cancelli, ma non si poteva fare niente, era chi il cancello. Ma il cancello che arezzo forse? Come io, il cancello che non poteva dare niente, giusto un'orita. Giusto un'orita, un bascano. E questo rito per ci il cacco potevano fare. Era una cosa che... Perciò tanti, a quell'epoca là, i matrimoni si facevano tutti quando... giovine. Per provare il frutto proibito. Il frutto perché quello non si poteva fare niente, non si poteva arrangiare niente, no? E allora quello si arrangiava, subito uno subito correva dopo parrocchiano, a chiesa faceva e diceva. Allora era... c'è stanno gente che hanno fatto credere ai genitori che avevano premio. Sì, proprio per fare cose più amplesse, però non avevano premio. Però facevano a capire che erano premio. E guarda, ora stiamo parlando che sta la signora Mini sorridente. Siccome si sa perché la signora pure, diciamo... È anziana la signora? Anziana? La figlia della meglio, la signora del 63 anni. Diciamo che ne può ricordare queste cose. È una signora, guardate, è una signora un baciato, che quando hanno detto 4 ore d'ora, quello è venuto a mente. Il odore era troppo brutto, io sono pensato che al convegno ne chiamo, ne poco oggi, ne poco rimane, ne poco troppo rimane, diciamo la autostrada sarà per peso, no? Mentre la si faceva tutta assieme.
Ah sì, era Era un odore pazzo, ma era diverso. era una lucca. Era. Ah! Grazie, grazie. No, mi è venuto a me. Mi è venuto a me. Ah, ma figlia, questo è imbazzuta. Mamma mia. E poi abbassavano venuto, si si non è. Mamma mia. Vabbè, io no, è stata una mia curiosità, una cosa che volevo sapere. Non lo so, io mi fido della vostra parola, Vi ho perché messo, voi siete una vi ho persona messo, diciamo, vi ho messo... a corrente, diciamo, di Sì. queste cose passate, comunque l'hanno saputo anche i nostri amici radioascoltatori ai quali vanno i nostri saluti. Invece io saluto a tutto, un benedetto, console, tutti intelligenti e tutti i teleconi. A tutti quanti. Invece poi la canzone che ci piace alla signora di Sorrento, signora Mina. la facciamo sempre la stessa mossa, stasera tutti quelli che telefonano fanno auguri alla signora Mina e io ci voglio anche una forte buonasera a Maitella la Cantanera. Più calmata che ci sta. Ho la parlata. Don Beppe, comunque Don Beppe, a me mi hanno detto, no, mi hanno detto Sì. che voi non vi dovete astenere così, vi dovete frenare quando parlate con i radioascoltatori. Dovete dire tutto quello là che sentite di dire. Voglio mai dire. Che a me mi hanno detto... io- Non voglio mai dire, si dice tutto quello che sono dessi ricere. Comunque a me mi hanno detto che io vi devo spronare. A me sprovamo, No. a me mai sprovato mai nessuno. No, vabbè, vi devo... Io vi trovo via buio, ma c'ha. Io vi trovo, io vi Una trovo. cosa- Se non mi no, metto, vabbè, voi no, non vabbè. state dicendo e ci vai. Vabbè, una cosa, non state fermi con questa bottiglia. State Azzo. fermi. A me mi hanno detto così. Dici tu al zio Peppe non lo devi, come si dice, no, Sprovare. lo devi far parlare, fallo dire tutto quello che vuole. Non che io vi devo frenare. E certi papà, ma il zio Peppe arrivato certo io devo fare la moderatore, perché poi può darsi pure che vuol dire sempre, vuol dire sempre, ve lo dico sempre. Guarda, tutto vino là con coppolo, guardate che ammalannate combinato, va. Guarda là che ha combinato, guarda, pigliano poca pezzola, va, ecco la bottiglia di vino intero, va. Guarda là, va, pigliano poca, guarda, mannaggia, ma come si deve combinare con voi? Come si deve combinare con voi? Al tuo vino intero, va pure? A parlano di due ci riesco a patata, ma Ci capito bene. ci parlano di due ci riesco a Calmatevi un po', Paolo, vattene un po' a reterino, ci facciamo. Allora, prima sputo un bacio, che davanti. Vabbè, ma mai fatto tutto nessuno, ma ti vuoi chiamare ho fatto assaggio tutto, Chiama per comunque io non voglio spronare allora, vi devo sempre frenare. io mi caso di una volta, ma io dicevo da donna, vediamo questo stupo da dove vuole arrivare, voglio arrivare. Don Beppe si dice, vediamo questo stupido dove vuole arrivare. Stupido, È la stessa cosa ci devo. ma quello, o stupido, è uno stupido più grande. Come O stupido, è uno stupido più, o stupido, è uno stupido più io grande. poi sarei uno stupido più grande dello stupido normale. Usi uno stupido proprio, non facciamo. Eh? Avete E capito? poi ma poi vai a salire, dici. Ma facciamo, io posso essere pure uno stupolone. Eh? No, io non ve lo dico, Don Beppe. Però sapete che si fa con lo stupolone? Che si fa? Non facciamo. Non facciamo, io proprio dico, proprio vediate cosa, non facciamo. Facciamo, proprio vediate cosa. Allora facciamo una cosa, Don Beppe. Domandate a vostra moglie che si fa con lo stupolone. Don Beppe. Leggete. Si ci domandasse a Maitella, no? Don
venimmo da qua, venimmo da qua, ma venire e basta. Ma venire e basta, guardate. Ma venire e basta. Ma venire e basta. E mi dite il telefono a posto. Forza, giochi il telefono da fare l'augurio alla signora di Sorrenta. Andiamo a bere, a faccia rosa siccia. Pronta? Mai più zoccolo di mamma ti può essere cornuta, hai capito? Mamma ti ha fatto proprio così, facendo la zoccola a te, hai capito? A me merda. Un'ezia cristiana, e passa tanto vuoi due ci si mamma vanno a trovare morta, vicina, pronta? Peppe. Chi c'era? Buonasera, Salvatore. Chi Salvatore? Salvatore, come Salvatore? Alberto, volevo dire una cosa. Senti, ti voglio sapere chi Salvatore sia. Ma dalla zona? Cappella dei Canciani, vabbè. Ah, dite, vabbè, invitalo. Vicino a voi. Sì. Vabbè, innanzitutto volevo dire a queste persone che ti praticano in parola, che sono proprio gente, i bassi livelli proprio. Sono Cessa Parlanda. Originale successo parlando. Vabbè, anzi, ce lo dico in diretta, su gente di merda, se permettete. O sbaglio, vabbè. Perché non si dice in parola in diretta, o sbaglio. Vabbè. Dovina, senza che piate tu è andato a salutare la signora di Sorrento. La signora Sorrento? E sta via fuori. È passata a me la signora Sorrento. C'è da farlo lui, come va passa? Se va passa. E si chiede ma la signora si passa così. E come si chiama? Non sapete che una signora, la signora si chiama Mino. Milo. Mino, come la cantante, Mino. Mino. Hai ricordato quella cantante che cantava? Mina. Mino, e si chiede femmina, avete ragione. Allora tanti saluti a me, non penso. Hai aspettato un po', so me a me, quello ha fatto solo a buio, la signora Mino. La signora Mina, non penso. Qui era l'educazione, ma uscito non mi mette proprio, non sapete. Che sarà su Qui era l'educazione, non sapete. Ci diamo un'ezia cristiana. Oh, mi sparo. Io c'è pure, cornuto. Pronto? Pronto? Chi si? Pronto, siete? Chi siete? Buonasera. Chi siete? Calmate, un attimo, ancora c'è con là, c'è Era dicere subito chi siete, se non vi attavia fuori, chi siete? calmate, sono Mimmo di Afregola. Mi me la prego, e se non mi mette, perché ha dice subito chi siete? Don Non Beppe, sbagliate che Don Beppe. Sono amico di Don Beppe, voi lo qua. sapete che la persona che sta al telefono vi ha preparato? C'è l'omino lite, l'olio e il pane fresco fatto in casa. Buonasera, Mimmo. Aspetta un momento, giovane. Bello. Aspetta un momento, giovane. Vabbè, sì, vabbè. Pronta? Chi siete? Buonasera, chi siete? Come? Chi marito? Parlate un po' più esicato, chi marito siete, scusate? Maria di Averso. Parlate, a Luca più forte. Sì. A me. E come vi permettete? Ma voi siete una femmina, dovete abbassare a me. Ma voi allora non siete una donna, voi siete una troia. E no, io siete voi che state sbagliando. Voi mi fate passare l'amma vostra. Ma voi fate a buio, scusate, ma come vi permettete? I fate a buio, fuori peccato. Posso essere padre a voi, fuori peccato. Don Beppe. Don Beppe, ma Aspettate, Don Beppe, la persona che sta ad Aversa si ascolta male per telefono. Allora, C'ha il signor- telefono. Ma Aspettate, un momento. è un attimo, vabbè, voglio dire. Signore di Averso, sentite, voi sono parlare un po' più esigante. Perché il tuo muso ne va più sotto il telefono. Adesso va bene? No, No? mettiteli più sotto. Adesso? Adesso? Dai, non fa così, io! Calma, state lanciando il microfono, vabbè. Mettitelo vicino! Mettetelo, signora! Mamma. La metti proprio di vicino alla bocca! Vicino ce l'ho. Ah, Va bene così? sì! Sì? Allora, forse, dite cosa vi accorra. No, niente, volevo salutarti. E che sei tutto? E date tanta fastidio per salutare. Perché? E Don Beppe, anche E per... già ci hanno avuto a cunciare il telefono, ma ti davi il campo, ti davi... Pasquale, Chi è? sono tu. Non ho capito. Una stretta settimana. Grazie. Ma scusate signore, siete signore o signorina?
Signori, voi ci conoscete a noi? Come? Conoscete a Don Pasquale? Radiofonicamente mi conosci, no? Ah, Sì, per la radio, si ascoltano per radio, Don Beppe, voi siete un tipo, Don Beppe, volete mettere in capo? sono le vostre usando, sono Dio e sono usando. Non un tipo. Pronto? Siete di stasera, capite che stanno signorina? Don Beppe, 100.000 lire. Vabbè, sì, beh. Sì, Più qua. sì, signori, che volevo dire? Voi avete imparato l'occasione, veniate subito. Voi, signori, ma voi che mestiere fate? Come? E cosa fate in casa? Che servizio, Don Beppe. Come? Ah, già capite, tutto io, signorina, come si è spiegato bene. Tutto. Comunque vorrei salutarvi a tutti. Sì. Un bacione a tutta la radiazione. Signori, però dico una cosa, voi non avete fatto mai a sera, io siamo il modo che chiamate. Diciamo, Come diciamo, signorina? Ma quando avete ho telefonato? telefonato molto tempo fa, Molto tempo fa. quando ci stava la signora Anna, La si- Anna di Domenico. Ah, già capito. Come mai non ci sono più? No, è quello che hanno preso ferie agosto. Già, Come? già. No, chi si è pigliato l'anno passato in verità, si hanno trovato bene e hanno rimasto sempre in feria. Sì. Cioè, non mi faccio stare in ferie pure a me, qua. State zitto tu. Vabbè, ma non la moglie con morire, Don Beppe. Scusate. Signorino, voi quando andate in feria agosto? Io, Sì. Come? primo, Di agosto? Ma ne 15 siamo ancora qua. Attenzione, prego. Zio, beh. Chiamate l'urgenza per il Allora, certo, sono mandato certo, posso salutare la signorina e la terza. Sto cucinando ora, sto pigliando su. Salutando su, Don Beppe. Signorina di Aversa, io vi saluto sì, grazie. e basta così, non vuoi dire niente di più. Ah, Fatemi sempre un'altra volta e poi facetevi conoscere più meglio chi siete. Senz'altro, sono Maria di Aversa. Vabbè, diversamente dite così. No, veramente. A tutti. Arrivederci. Buonasera Maria. Sì? Buonasera. Buonasera Pasquale. Buonasera. Buonanotte. Buonasera, buonasera. Don Beppe, parliamo prima con me e poi mettiamo un'altra linea a posto. Sì, Don Beppe. Zio, beh. 100.000 Don Beppe. compari, Va un po'. compari, tu mi senti a me? Dici? Tu hai parlato, sono già 3 settimane con Pasquale Merici, che è stivato, 2, gli hai prevuto uno. E un pane, ma un pane non si fa due streghi. Vabbè. Io non dico tanto per i soldi, ma può fare che sono due, sono fa due, sto buono a sta roba. La bruschetta. Come? La bruschetta ti piace? La bruschetta, La un po' una bruschetta. brustolina. La broschetta? Sì. Oppure faccio una bella suppina solo con pane due stati. Sì. Io poi la verità che tengo, ma già mangia ancora io fasuto. I primi mi mantenevo bene, ma ora mi scappano dietro, se mi mangio mo. Ma ne mantengo più, specialmente se sono i piccirini. C'è sta una signora che conosci, no? Mi sta invitando a mangiare i fagioli, dice venite a mangiare i fagioli, si vede, venite a mangiare. Signora mia, bella mia, come faccio a leggere, signore? Io saccio a me se non vengo, non mi posso mantenere dietro. Ah, perché vedi il titolo, non è potuto Come? mangiare. Vedi il titolo, non è No, masticato. come dice la Pasqua, quando noi diciamo se li metto addosso, no, quelli dietro hanno passato. Quando arrivi dietro, il corpo non mantiene più. È vero, sì, ma quelli fanno bene, quelli contengono ferro. Come? Quello Contengono contengono il ferro. ferro. Sicuramente una volta mi mangiarono il più crudo, no? Quando... Vedi il giudizio. Ma mi sparavo. Quando c'era, no, figuravo una così ero guaglione tanto, teneva 17-18 anni. Abbonatemi mamma, sapete che dicette? Cioè, ma abbonatemi padre, dicette, Carmenia, ma che staranno diavolo là fuori? Insomma, se lo stiamo facendo i randolo. Tirando. I randoli, sapete i randoli che sono? Come sia bello, no? Sì. Sono fatto all'Umbria, a me a Liguria. Compagnia, tu hai salutato la signora Sorrento. No, sì, beh, stiamo parlando voi, non mi... E allora saluta la signora Sorrento e battendo, forza. Un attimo, zio, beh. E io volevo salutare voi innanzitutto. Adesso la signora Sorrento, non perdere tempo. Innanzitutto ci telefonare, ci dice prima buonasera a voi, giusto o no?
giusto? Sì, Innanzitutto, prima i conduttori della radio, Sì. c'era poi a un Pasquale, e poi un amico mio, e poi saluto la signora, come si chiama, Mina. La signora Mina. E poi Mino. voglio fare, dimmi, Mino, Mino. Mina è femmina, non Beppe. la signora Mino di Sorrento. Mina. E poi volevo fare un saluto a quella famosa signora Azzurra, che voi conoscete. Come è famoso? Perché che ha fatto? La signora Azzurra. Famoso, Che ha fatto che è famoso, famoso? non Beppe, è una diva come lui. Sentite, ho avuto la Vabbè, ma guardate, uno tanto può essere famoso si è fatto qualcosa. famose vetrine nel senso che l'ho parlato una sola volta e poi non l'ho più sentita. Allora, ha fatto i saluti qualche volta. Ma voi che cosa saluto a me mi facete mai? Vabbè. Quando arriva a 100.000 lire. Allora il prossimo a 100.000 lire. Anzi, figlio mi manda tanta salute a Don Franco, il l'uomo e merda Caiana. Io i saluti che faccio tu sta giornata, che ne voglio fare? No, già fatto io, non mi merda, io sapeva perché non mi merda. Facete fuori una, non Beppe. Facendo stare uno ci avrei passato, a da passare tanta guaia e a da mangiare in un capinetto. Dopo, si va, e prendo a mangiare fa solo di Come mo te ne io, tu fanno a Ligette Fiese e cammino. a bordo, Martiello. Arrivederci, buonasera. Allora, buon. Buonasera. Buonanotte Mimmo, buonanotte. Buonanotte. Ma Buonanotte. chi è sta femmina che sta chiacchierando? Buona sua signora. E non c'è da fare la casetta, che se va con qua già la mattina. E ci dai po'. Sì, beh, non sparate cavolo. Non sparate. Ma io che giustamente la moglie si trova su Cristiano e ci cerca ma che con capo. No, sapete che ma chi l'ha fatto perdere per partecipare? Aspetta a fare il tempo questo video. Dai, la città buona. Io fosse vecchio, signore. Io fosse vecchio, signore. No. Signore, guardate, non parlate così perché poi io proprio vengo a trovare favore, signore, per parlare vicino. Io beh, Sì, quando venite, no? come? Se venite mi farà molto piacere vi ricevere. Non vi preoccupate, voi apparecchiate a 100.000 lire, signore. Mandatemi prima a 100.000 lire, poi vengo a ringraziare. Sempre, tu fanno si fa tu. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci. Buonanotte. Eccoci, un bel capo nel paese. Allora, un bel Stasera state facendo una muina, non Beppe, state facendo. forse. Chiede signore se fanno i calcoli un po' da noi. Pronta? Buonasera, Roberto, sono Ciccio Peroni di Acerra. Ciccia? Peroni. E come hai fatto? Come? Come hai fatto? A fare che Roberto? A poi un numero. Come si fa? Va bene, Ciccia Peroni, la dite. Vorrei mandare il saluto alla signora Mina, Roberto. Sì. Niente, volevo... E auguri alla signora mia, non è saluta, auguri. Suo compleanno, Roberto. Come? Suo compleanno. Sì, compie gli anni. Parlando la signora, Compie gli anni, parlando. non Beppe. Ah, ciao Pasquale. Ciao Ciccio. Comunque, vorrei salutare gli amici miei della quarta A. Quarta? Quarta A. Dell'Istituto Tecnico per Geometri di San Felice, Roberto. Sì. San Felice a Cancello. Sì, sì. Ci sono quei ragazzi del vostro fans club di Acerra, non Beppe. Vabbè, lì là. A San Felice, a San Felice. Che ha fatto San Felice? Come? Che ha fatto San Felice? San Felice, io conoscevo. Ma quando uscite a Ninnona? No, vabbè, ma io non sono che San Felice, sono Cracere, vado sulla A scuola. Ninnona e Ribaria, lo sapete? No, non so, vabbè. Come no? Chi lo facevo Zanzara? No, nel caso. Facevo, come? Facevo l'intermediario, vabbè. No, Zanzara di casa e di terra. Ah, E poi facevo pure una terra sotto a Ferrovina. a ferrovia, Sì, a Valle Caudina, sì, c'è capito? sì. Ma questo è giovane, non Beppe, questo signore, non è anziano. Io, Pasquale, Sì, ho 17 anni. è giovane, non Beppe. Figuravate che quando facete io conosco, non facciamo A Suninnone. a Suninnone, tanto volevano mettere i fili della luce per coppie di treno. Coppia di Le treni. prime treni camminavano a graone, no? Va pure, Poi mettete una... Chiamata urgente per il numero Il figlio della corrente, sì. 4, Il figlio della corrente. Sì. Che succede? Ho caduto che succede? 0, Allora, chi sono in nona? Eh? Chi sono in nona? Se... Cosa stai facendo?
Facette male. No, prima tu potevi far mettere la corrente, dicevo no, dicevo, i treni, se andava a Sabatindare, era mia a Gravone, ci dicevo, ti paura la corrente. Cioè, se pigliamo la corrente, come facciamo? Se sono ignorabilità forte, no? Ah. Ti devo a parte da così sopra. Poi, cioè, ti non si non ne vuoi a me, cioè, io prendo la corrente, tu dai proprio pure la corrente, qui ci metto, a sera saglia sopra, un palo, metto... Un filo? io certi sparagni piccini cammello. Certo, non si cominciato. A sera, chi le passava un treno al giorno là. Un treno al giorno passava. Come si è visto la notte che si va a picciare la luce, passavo un treno e spostavo il figlio. Avete capito o no? Ci capisco. E ti manevo sempre un scopo. Beh, come... Se no dici, cioè, ti dici, ma come dici che la sera tutte le sere manca la corrente? Stunza, e quando passo... Vorrei aspettavo un figlio. E certi tu devi mettere troppo che è passato un treno. Non ci capisco. È giusto o no? Ma forse dell'altro mondo. Vabbè, ma questo signore è ancora vivo, no? Mendona? Sì. È come un piccolo, chi è il guardione? Giù. Chi io sto parlando di 65, 66 anni, poteva tenere al massimo 70 anni. E poi che te ne stai andando? Perché? Ma sono passati 30 anni. Lo 65, 65 sono anni, passati 90. 30 anni già. Sì, vabbè. I 70 tenevano 70 anni. 70, 65, 30, 90 noi, 60, 30, 90. 94, 95 anni, Ma vabbè. è stato lì. Vabbè, che poi Cile si portava buono. Va buono, giovane, Vabbè, comunque volevo... salutare la signora di Sorrento e già lo venne. Sì, vabbè, saluto la signora Mina di Sorrento, il mio amico Gaetano. No, amici non ci sento, ne salutato, arrivederci. Rimane, si sa, ti vorrei cercare di avuto tutto quanto. Speriamo che Io sono sicuro che saglia. sì. Senti, volevo fare gli auguri alla signora Mina. Voi veramente li fidi che lei ti ha avuto? Sì, E dovete giurare. giuro. Siete una femmina apposta allora. Siete, Numero un- 48, a titolo libero. siete una donna calantuomina. Grazie. Ma io che hanno uscito tuttora. No, L'ha già fatta conosceria. sì. Bravo. Sì, vabbè. Dice signora. Ma perché la signora Rosa di Via Bonito non l'ha chiamato più? La signora Rossi di Via Bonito. Veramente. No, quella San Brenain, signor, quando è il tuo paese, fu imprenato e allora mo è fortogravida, Che significa? è involtogravitante, È in gin? è plena, Ah, sì, perché da 50 anni? come? Quella è grande. Ma che signor, quello ricordavo una cosa, quando siete signorina, basta un'anduppata e rimanete prema. Quando siete un poco più giovanastra, una scigliatella e rimanete prema. Quando siete vecchia, una buona andorsata per prendere di stessa. Certo, quando arrivai al paese, si andorsai tutto quanto, signore. Ma io non mi permetto di parlare così perché Ah, ma che signora- ma che la non signora danno Rossi un po' che bene la povera cristiana? era una persona per bene, non Beppe. Voi fate capire agli ascoltatori che non è così. Zero. Che è successo? È giù la signora. Lo sai, è caduta la linea, non È Beppe. caduto, allora poi prima chi viene, ah? Pronta? Pronto, buonasera, non Peppe. Chi siete? Sono Fabio da Vortici. Sentite, ma voi non avete telefonato tutte le sere? Ah, boh, non Peppe, non volete che un telefono. Vabbè, ma no, voi avete telefonato ogni 15 giorni. Allora un telefono poi oggi più. Arrivederci. Bravo, ma capito, si è pigliato cosa. No Beppe, ma queste sono cose che vi meritate. No, ma quando mai ho mai andato a telefonare, però non hanno telefonato. Scusate, ma chi che te narice? Ma no Beppe, ma se Allora facciamo una cosa, allora, signor Fabri. Pronto? Signorini, chi siete? Sono Giorgia. Giorgio, aspetta un momento, conosci a Fabri e Portice? No, non E allora io mi metto il telefono a posto solo per Fabri e Portice. E già vi può dare solo che te va a fare qualche mangiata necessaria. non ho capito, non Beppe. Allora, signor Fabri, telefonate subito. Se lui voleva fare gli auguri alla signora Mina. Allora facciamo, dimmi a posto solo per Fabri, eh? Vediamo un po', ma penso che. Solo Fabri, ci telefono là ne cacciamo. Pronto? Solo Fabri ha telefonato. Signor Fabri, telefonate subito. Pronto?
Sabba? Cornuto. Io cornuta, mi faccio cagna a capo. Disonesto. Sabba telefono. Pronto? 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 Chi siete? Pronto? Buonasera. Chi siete? Ah, sono Franco da Caimano. Come state? Voi Franchi Caivano, tu sei un cornuto allora, fuori. Esci fuori. Tu è pratica. Pronto? Signorina, parlate un po' più esicante, per favore. Giuseppe, io chiamo anche, sono Giorgio, chiamo a nome di Papiluccio. Papiluccio? Da lavorare. Aiuta la Germania, eh? No, in Sardegna. Ah, Sardegna, chi c'è la Germania? Chi c'è stato a La Sardegna? Sardegna, In beh. Sardegna. Forse qualcuno ha aiutato la Germania, No, Papiluccio aiuta la Germania. la Peluccia aiuta la Sardegna, qua la Germania. Signora, salutate la signora. Non ho capito. Avete salutato la signora? Buonasera. Com'è? Avete fatto auguri alla signora? Ma sarà la signora in linea? No, la signora non sta in linea, la signora sta a Sorrento. E come si chiama? Non ci capito, allora che ha già detto a fare insieme a voi dove stavano? Non ho capito. Voi a dove stavano che non venivano di film che andate a dire? Ma io da poco ho acceso la radio. E allora è uscita via fuori, quando sentite troppo che avete Ma sentito mi ha telefonato mio fratello. ad uscire via fuori, fuori, fuori. Ah, ma bene, forse. Sempre fatto. Io non ho detto Sentite la registrata sto dice che ho preso la mia famiglia. Io ho detto semplicemente a quella signora Mina di Sorrento. Ma questo ho detto, sentitevi lui a registrazione. Non ci capire, la signora ha detto a Mino di Sorrento, ma perché non ci che fosse solo la Puglia? La signora Mino Mina, la signora Mina di Sorrento. Esatto. E uso per visitare alterate, io non ci sto niente di male. Ha mancato di rispetto Ah, così alla mia famiglia, Io, perché la signora appartiene alla mia famiglia, perché la Giagiolo è una grande famiglia. appunto. E noi chi ci appartiene a questa famiglia voi non tenete diritto all'offerta. Ma Cazzo! ma che succede? I vostri cazzi e venire a casa presente va a picciare sto pagliare a uno a uno. No, ma Vabbè, che uso di troppi da un immobile, da capito? No, mi proprio mi fa troppo tagliare il paturo. Venite un po'. È stata una cosa, non ho più a casa presente, da capito? No. Scendono poco. No, Beppe, ma che Io succede? a ogni modo, ma devo dire una cosa. Io si venga a casa presente, Se ne vai tu. scendomi bene, io si venga a casa presente, se non faccio niente, o sindaco che sta male, o vice sindaco mia. Così va che ride. Questo è quello che ti voglio dire. Sono che sta al suo paese. Ma si può sapere un attimo, Raffaele? Io si venga a casa di Pisenna, Vabbè. facete tale e quale come facete di buccare in barda a Tiano. I da siritti non c'ho dove venire, non c'ho Hai dove capito? venire. Paolo, Si dà un nezzi di cristiano, Vabbè. non stanno a dire. Pasqua. Raffaele, io ce l'ho detto a Paolo, non portare il vino, non portare il vino. Vabbè, Raffaele, Senti un po', Pasqua, io gliel'ho detto a Zio Peppe. Sì. Sono 20 giorni che ascolto sta radio, mi è piaciuto, non ci ho mai spostato con la bocca. Ma come ridi che ci ho Ma perché ti spustato con la bocca? ma si può sapere Ma che... non posso cornuto, non perché ci mai Non- spustato con la non bocca? mi- Io la porto tanta stima, tanto rispetto. Ha detto pure come essere due anni di signore. Non mi- Che io stiamo facendo in mezzo si stava in Ma casa, non non comprendo nei paesi. aspetta, non me, vi volete calmare un poco? Io non voglio che non mi stai, ma devo dire. Non ci capito. O mi stai, ma devo dire, per colpi che sto signori, ma non c'è a doblare. Calmatevi un po', ma usate la bottiglia, non c'è, ma vi devo Ma non visto. c'è io sopra la radio, ma non c'è per mezza soia. Ma che cosa ha Nessuno mi fatto? ha mai offeso come mi ha offeso sul signore che casa facendo, nessuno mi ha mai offeso. Ma che vi ha detto? Non Mi ha me offeso la famiglia. Ma scusate, ma perché non fa parte anche lui della famiglia, Raffaele? Ma i comici ho fatto pure uguaglia ieri, come non faccio parte della famiglia? Quando avete mandato? 50.000 lire. E a chi è dato 50.000 lire? Scusate, uno che è traso Ma tu sapete solo in casa mia siamo 21 e 2. Ma mica l'ha fatta a voi, non me più Ma vai. Peppe, ma Come? ho visto
sapete che io sono disoccupato, grazie a Dio che l'ha già mandato. Ecco voi che avevo trovato io posto, quando si di che cazzo? Ma vedere quando è fuori. Don Beppe, Dici, state per dire che tu scusa che ho offeso alla famiglia vostra, io non lo sapevo che appartenevo. non vi permettete. Chiedo scusa a voi e a tutti quelli che stanno ascoltando. Va bene. Però io penso che non ho detto niente di male. Pasquale, è vero o no? Raffaele, comunque lasciamo stare le cose come stanno, che forse è meglio. Comunque, Don Beppe, io vi voglio salutare. Sentite, Raffaele, Ditemi. per me che ti mandate a 50.000 lire, io vi mando un porto pace. A me? E a casa presente siete i signori dei signori dei Comunque, Don signori. Beppe. A mondezza suo paese vicino. No, no. Don Beppe. Don Dicite, Beppe. Ma se mi stanno a trovare a campo, se mi trovare o no? come? Se mi stanno a trovare a casa presente, vedo. Guardate, noi un mese che sta abbiamo a carriera la paglia o la tavola. Comunque, Don Beppe, penso mi c'è sta mozzarella buona, eh? Sì. Mozzarella di bufalo originale. E perché ne hai portato a casa 4-5 kg? Comunque io invece ce l'avevo. A me sapete quando mi piace assai? A quello mi piace. A trezza mi piace. Ah. All'ultima mozzarella bella che mi ha mandato, ma mangiai che la sora mia Giuseppina era versa. Comunque, io domenica, no? Mi dà la creta, sono stato in Ma Coppa. Giuseppina per sentire dice che mi ha abbandonato, non lo so. Don Beppe. Dicite, Domenica sono stato in Coppa Ombra, no? l'uomo l'avete usato. E non sono stato capace di imparare la radio e dove si trovava. Già, tu so chi ti ho Mi mandato. credete, mo? Sì. Comunque io forse verrò domenica per portare la mozzarella e poi ve la lascerò a voi. No, sentite, se voi portate la Comunque mozzarella, domenica mattina ci sono io. io mi faccio a trovare. Voi facete una cosa, venite la mattina quando sto in bascata, Sì, ci sto io. e io vengo pure io. Allora facciamo una cosa, Don Beppe. Sì. Ci vediamo domenica mattina. Sì, però da fare una cosa, da fai... Pensate noi siamo 21 persone di famiglia. Ma prima un po', Don Se non ci capite, che hai A Maitello pure ci hai piace. saputo, pare di quintale di mozzarella, ma non ci capito bene. Maitello tiene la cantina, ci ho potuto imparare un po' dalla cantina, non perché. Vabbè, quello se semmai me ne porta un poco per farvelo provare, poi la prossima volta poi senza altro vi Don porterà. Beppe, se voi venite a casa di Zeta, onore e piacere, vi porto un tuo cazzo fici, che volete, che le pigliate. I caciotti fanno, Fanno tutte cose. le caciotte. Tutto fanno. A me piace una serie di caciotti di pecora. Fanno tutte cose, Don Beppe. Ci stanno i caciotti di pecora? Come, non ci sta? Allora stanno pure i piedi quello là. Don Beppe, chi di più sarà tutto fatto. Lo saccio, guardate, lo saccio. Io non faccio voluto ricevere prima per delicatezza. Don Beppe, Sì. vi chiedo scusa se io veramente prima... Amore di Dio, a me non mi da fotte proprio, io segno No, volevo sentire una cosa delicata proprio. A me non mi passa manco un po' cazzo, guardate. Mi dovete credere, tengo 87 anni, ormai mi ha squagliato e mi ha squagliato. No, Don Beppe, io Ma non mi fa niente di più, mo. Scusate, se non c'è stata la signora Mina, scusa, se io ho detto solo Mina vi chiedo scusa. Quindi ci rinnovo di nuovo alla signora Mina di Sorrento, va bene? Sì. Poi vi saluto a voi cordialmente, Sì, saluto a Don Pasquale, Ci cambio i saluti. a Lucia di Toro del Greco, poi saluto a quella signorina Nia ah, già capite chi si è, baciamo. Chi sei chi dovrà tusiello che... No, Come la ah, tua Ah, una già persona capite chi una si persona- è, no, già vabbè. capite? Ah, già capite chi si è. Hai già capito chi si è, hai già capito, hai già capito, non facciamo. Don Beppe, senza Facciamo offendere. andare a 50.000 lire, Don Beppe, perché da fa, Cada fa, da fa, come si dice, cada fa così. come, Da spandere uno solo, vabbè. da Da fa, spandere uno solo. perché in cinque te già, io suo padre non soldi ci stanno. tutto Perché in cinque tutto qua, tutto bene, non beve qua, perché in cinque te già. Poi Caffè, Don Beppe, allora ci non può. ditemi, Io mi raccomando, ma allora ti amici, tu te li con te amici. l'hai già mandato oggi, speriamo che arrivi a Va bene, mi raccomando, ma vi non mandare a braccia a braccia. Vabbè, io già porto prima la mozzarella e poi, poi... Vabbè, poi quando mi dica parliamo vicino, va bene, lo facciamo una scuola buona come da fare. va bene, Don Beppe. Comunque per venire alla radio bisogna che tu dica vicino al Monaldi, piazzetta Canciani. Vicino all'ospedale Sì. Monaldi. Vicino al Monaldi. Prima del Monaldi. Ah, ho capito. Domandi. Sentite, voi domandate Romanardo, Rocotugno, Pellegrino, ora la clinica Pascava. Voi domandate qualsiasi ospedale di Napoli, là vicino di San Meduria. Senz'altro, Don Beppe. Va bene? Don Beppe, comunque... Poi quando siete arrivati in mezzo alla cappella di Canciano, ma voi come facete un nome pure a un Paolo, guardate, lo sanno pure i fratelli miei sapi. Beppe, allora domenica
stato una domenica mattina. Come? Voi pure c'è stato domenica. Ma venga appositamente, vai a Buci non venite. No, non preoccupare. Senti, se non venite che venite, non venite, mannaggia che la giornata era un meno che io sono calziera via in microfica. No, E vi faccio, guardate, Gitto, San Cipriano, Casa Posenna e Casale. Ma io poi vi faccio a Ion, Santo Marcellino, Villa Ebiana, vi faccio una mondessa, faccio proprio tutta la provincia. dopo che ti sei cucinato la terra venga. Come? Dopo che ti sei cucinato la terra venga. Va Mi bene, hai capito? va bene. Allora io mi chiedono... Sentite, allora guardate, mi faccio una cosa. Portatemi 2 kg di mozzarella a me e 1 kg a Don A Pasquale. disposizione. Don Beppe no, fatela portare soltanto a voi, Don Beppe la mozzarella. Quando si dice che cazzo, proprio pulito lo mio, un No, no Pasquale. signore, no signore, Don Beppe, non fate credere le cose alle persone. Poi verso che ore c'è stato? Sentite, io domenica e mattina alle 8:30 già prendo servizio. Va bene. Va bene. Ammassiamo domenica mattina. Domenica e mattina vengo con Don Pasquale. Ma ci mica faccio- data la trasmissione. Chi è? Voi da fare la trasmissione assieme a Pasquale, io me. vi aspetto sopra, aspetto Ah. pure. Ah, ma ascoltate Fuori la fuori. radio aspetto. No, perché io la domenica mattina programmi Non come. facciamo da vedere che ieri state mi sto facendo la mattina, mi sa che per le canciamo. Oh, Va che mi accatto il giornale, ma E non aspetto va. sopra la banchina, no? E non lo pavato, cioè. Come? Non lo No, pavato. io mi faccio ogni mattina faccio caffè dopo solo, no? Col giornale. E io vado vicino al giornalista, io non so perché sono alfabeto di tanto leggere. Allora il giornalista si chiama Lucarietto. Dico Lucarietto, dammi un poco un giornale, voglio mettere un poco a leggere. Ma aspetta da vicino, a voi ci faccio i capelli. Ci è legato pure a qualche creatura che è passata da vicino. Però appena me la faccio vedere come leggo il giornale, no? Ma ci devo capire col giornale. Cioè tu una redia, cioè tu a quanto tempo ti imparate i leggi, che ti vuoi passare ma però gli faccio vedere che legge, lo vedi? Ah, Don Beppe, sì. allora io vi saluto. State buono, voglio. Saluto pure a Maestà da Vostra. Ah, ma è stato mi ha fatto piacere, nada salutare. Va bene, se Ma allora sta là, non va da pigliare nessuno che sta comprendendo. È una cosa che tu la piglia. come non detto, Andiamo, pigliamo vicino a salutare. come non detto, Don Beppe allora. Ci Eh, vediamo basta. allora. State buoni. Ciao Pasquale. Buonanotte. Te la manco io un forte bacio, ma è te. Pasquale, un saluto anche da mio fratello, eh. Grazie, ricambio saluti per Tonino. Ciao, buonanotte. Ciao. Buonanotte, buonanotte. Voi mi mettete a fare certe discussioni, no? Certe discussioni. Aspetta, Senza sapere che Raffaele appartiene anche lui alla nostra famiglia. pronta? Pronto? Sì? Don Beppo, buonasera. Chi Sono siete? Concetta da Sorrento. Concetto di Sorrento. Sì, Ah, buonasera Concetta. sì, come sta? Non c'è male. Sono contenta che ho preso la linea. Sentite, un liquore che ha mandato al signore, ma ha già portato a casa, ma ha già portato. Non c'è la piglia, non capite? Io faccio il biscotto, Vabbè. ho fatto il biscotto che ha mandato al signore, Hanno mangiato pure tutti i biscotti. La signora Mina, Sì, saluto la signora Mina di Sorrento. ecco un attimo solo. Tanti auguri. Signora, facciamo un po' che è speso, no? Signora, ma anche dritto noi siamo venuti noi alla casa. No, ma non portare a casa, portate niente a casa, la signora ha Don speso. Peppe, io vi ho fatto un bel regalo. Che mi ha fatto? Invece di mandarvi i soldi, vi ho portato una bella, domani vi arriva una bella botte grande di vino, siete contenti? Ciao signora, mi accoglie in denaro, signor, non tengo i credito, vino questo. Perché io sono disoccupato, Don Peppe. Come? Avevi fatto il pensiero del Perché se no vino, che trovano posto a me, sono avevo disoccupato. posto trovano posto, signor. Ah, rompe. Io la signora è facile a mettere la fatica. Ah, non ti sto a faticare. E che ci vuole, signore, subito trovano posto qua No, la Don più. Peppe, io non a lavorare sono vecchietta, non posso lavorare più. Voi ci pigliate più poco. Quando hanno avete? Tengo 53 anni. 500 lire a capo. Vabbè. Allora, Don Peppe, non mi dite niente. No, ma morire di signore. Con me stasera non volete parlare. E che ho già fatto, signore? Mi vengo buscio. A me muscio, signore. E mi hanno venuto che sono di 53 anni, già da paziente. Vabbè. Voi siete una signorina per me troppo giovane. Io sono vecchio, tenga la voce giovane, però sono Chi sa che la responsabilità un domani voi rimanete, come si dice? Come rimane? Come? Bucci po'. Don Ah, Peppe, signor. mi dà venire a fare una passeggiata a Sorrento. Sì, signore, come fa? Qualche sera vi aspetto. Sì.
Ci pigliamo un bello gelato insieme. O gelato, signor? Sì. Signor, come fa sul gelato, signor? E che vi piace? O babban. Una bella spaghettata. Come? Di spaghetti alle olio. O spaghetto va bene. Tengo già tu vino bello saporito, che Ma sono su cipolle, un po' che baccalà. Un vino ci sta assai, non bello. Giusto, e quando vengo che andiamo pure serenata a Sorrento. Bello, troppo bello. Vabbè, non per favore vi lascio, vi faccio tanti auguri per la trasmissione. Arrivederci. Siete molto simpatici. Signor, anche a voi. Grazie, buonasera. Anche a voi, Buonanotte. arrivederci. Don Pasquale, buonasera. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte. Ma bene. Pronta? 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 Non ci capite, chi siete voi? Voi chi siete, dite. No, siete da dice voi chi siete. Voi siete una puttana, che si vuol dire. Io c'hai fatto. Una femmina malamente, non mi e femmina malamente come si chiamano? Si chiamano così. Sì, non Beppe, basta, come dite sei voi. chittato Tutto poco. bene, non Beppe. Pronta? Pronto, buonasera, non bene. Buonasera, chi Fabio siete? da Porti, ci ho richiamato. Chi siete? Fabio da Porti. Giovane, voi mi dovete scusare. No, no, Io sono un po' nervoso. no, è qui. Io, no, L'arterosclerosi. tengo l'arteria sclenotica che non è tanto. Tipo, diciamo, poi dopo ci penso e sono piacevano, non so malamente. Poi devo andare a Maitello, vedi come sono torcia. Non ho la fortuna di conoscere. A prima scritto parlo pure un dia patente, però dopo mi acconcio per la viccia. Ah, non Beppe, a proposito, auguri per la signora Mina, Come? Auguri per la signora Sì, ma voi avete telefonato prima che potevano ricevere. volevo fargli auguri alla signora Mina. Sì, grazie. Perché? Grazie, siete un bravo giovane allora. Grazie, non Beppe. Siete un bravo giovane, veramente siete un bravo giovane. Ma vi ricordate che telefono ogni sera, no? Come? Io vi sto telefonando ogni sera. Sì, e che si vuoi, vedete? No, perché sto Gli si vuoi, perciò prima sono chiuso in breve. Perché io sto solo a casa, non Beppe, allora. Ah, state solo, e perché? Perché mio padre... Vostra madre esce la sera. No, no, mia mamma non ce l'ho. Come? Mia mamma non ce l'ho. Ah, non ce l'avete. No, mio padre lavora a metronotte. Sua madre? La guardia, fa la guardia notturna, Beppe. Ah, ci capite che se mi dispiace. E vostra madre non c'è più. No. Mi dispiace. E allora dico una cosa, mi può telefonare tutti i giorni, ma trovo uno telefono alla casa mia. No, non Beppe, i numeri di telefono alla radio non si passano, non Beppe. Allora segni il suo numero. No, Don Beppe, no, i numeri di telefono alla radio non si passano, Don Beppe. 586. No, Don Beppe, no, Don Beppe, non si passano, i numeri di telefono alla radio non si passano, perché sennò quando dopo mi una cazzata della direzione. Va bene, va bene, va bene. Allora, No, non si passano i numeri e di allora telefono. va bene, È una legge della radio. mi dispiace dove posso dire i numeri. Ecco. Non fa niente. Però voi non so chi domandate alla città sardina, ma conosce pure il prete dei miei amici. Quella strada a mano smezza dove stanno le carrature. Sì, No, ho capito. sapete pure voi dove. E sanno non solo i carratori, Chi ci sta più? sanno pure il cagato della ciuccia. È la vostra, non Beppe. Si chiede la ciuccia si mette un pulsino in rete. Allora giovani, Non Beppe. io vi saluto, Saluto vi ringrazio e mi saluta tutta la gente di Porti, ciò. Posso fare un saluto, non Beppe? Sì, Saluto a Palmira e saluto Andrea? Andrea. Sì, Ah, vabbè. va bene? Andrea, ditemi uno pure tu te si chiama Andrea, ma chi è? Poi non lo tengo a me. Andrea Antonio. Andrea? Andrea Antonio da Sperosa. Ah, sì, un paesano di Coda. Sì. Una brava persona adesso, io lo conosco però adesso. Come Nicola, come Nicola. Adesso è un signore. Come Nicola, non sì. Beppe. Nicola di Avellino. Nicola era venuto pure un signore, guardate. Sì. È un rattuso vicino No, a non quella Beppe, donna, quando mai? Prendi in mezzo, però è un signore. Va buono Fabia, Don Beppe, io ti saluto. Don Beppe, sentite. Sì, Ma Tonino dalla ferrovia telefono giù. Tonino della ferrovia. No, ma quella è Non c'è, non Beppe, forse sarà a partire. è non chiuso Beppe. all'estero, no, una cosa che non ci appartiene più perché quello si trova i passaggi qua. Ah, sì. Sì, è una persona che si trova i Ma passaggi. cosa non era fidanzato con Nina Sarto? Come? Non era fidanzato Ma con quando mai? Di Nasardo si metteva con un muccuso come chi? È una pazzia che poi certo per andare avanti. Ah, ok. Hai fatto una pazzia, poi fatto. Ho capito. E chi già si sapeva che era i passaggi. E Nina Sarto poi tanto non l'aveva mai trovato nessuno, va bene, poi non arrivava a durare.
Non ci pensate proprio. E poi una brava donna. È una brava, veramente una brava donna, guardate. Va buono, Giovine, arrivederci allora. Arrivederci. Buonanotte Fabio. Arrivederci. Ah, come è stata fa? Come vi posso lasciare un attimo solo? Già, Vado a vedere un poco fuori chi ci sta. già, non faccio, volesse un po' di vino bianco, bianco proprio. Si può avere un po' di vino bianco. Ringraziamo sempre la signora di Sorrento. Pronta? Prego. Io sono ubriacato, corno, tu chi sei? Ma che so? Io sono ubriacato, non è corno, chi sei? Ti piace il vino bianco, eh? Mi piace assai, e tu chi sei, scornacciata? Arriva a voi, vabbè. Ma cazzo come io, se uno ci vogliamo scornacciata, chi si chiude io? Arriva a voi. Paolo. Ma non hai visto? Ce l'ho che ce l'ho. Viaggio. Già, dimmi chi sei, già. Ah, Bianco, dimmi che sei, senti, sì. Ah, piace. Buonasera. Sì, vabbè, che? Come stai, Bianco? Mi piace il vino, eh? Non c'è male, Bianco. Vabbè, ma il dottore Litteri saluta. Non lo faccio perché... E chi l'ha pigliato 3 seggi in più partite su? Come? Il partito suo ha preso 3 seggi in più, da 2 è passato a 5. 5 seggi, Denna. Allora è capace di nessuno pure per me. Possiamo aprire qualche seggio allora. Un liberale ha pigliato 5 seggi. Guardate, il senza offendere, il partito di signora. È 6%, è arrivato al 6,10%. Sì. Un 6% è pigliato come percentuale. Faccio questo seggio. Chiamata urgente per il numero 5. Piano, non bisogna dire niente perché no, sia saluto stanno gente che l'hanno votata. Speriamo che... Io ho già fatto il mio No, dovere. i nomi non hanno fatto ancora però quelli che hanno saluto di tutti i partiti. Sì, Però sì, si sapano già i seggi che hanno pigliato. sì. Bravo, Oh, ci diamo tanti auguri. hanno pigliato 6 seggi, 6 seggi, ce l'ho 5. 5 seggi, Da 2 è arrivato a 5. a 5 seggi. Azzo. Là i partiti che hanno preso, Il socialista pure ha aumentato dei 3 seggi. azzo, dai 3 seggi. E che si è tutti sbagliati i seggi dei socialisti. Ha aumentato. Come? Quello che è scenuto è un PDS, è arrivato da 19 è scenuto di meno. Posso dire, l'ex sa comunista. Hanno scenuto i seggi. Boh, chi oramai... Hai pigliato il 12%, invece tenevi il 22%, hai perduto quasi il 10%. Sì, guardate, chi